Dottoressa Gardini, un'Europa che riuscirà mai a unirsi, a sconfiggere il terrorismo e soprattutto anche le povertà sociali? Beh, l'Europa, come sappiamo, è un po' a mezzo al guado, quindi deve darsi una smossa, come ha detto oggi il presidente Berlusconi, è un'Europa che deve trovare un'unità politica, un'Europa che deve avere una difesa comune, un'Europa che deve avere una politica estera comune, altrimenti avremo sempre 28 paesi che si devono mettere d'accordo con situazioni molto diverse e allora sicuramente è una battaglia molto difficile, anche perché anche arrivando ad una giusta soluzione ci si impiega troppo tempo. Mi permetta una battuta, si parla di sicurezza, si parla di grado di sicurezza elevato, poi tranquillamente dei banditi a Verona rubano capolavori inestimabili. Sì, adesso non è che possiamo mettere insieme cose diverse, quella dei furti d'arte purtroppo è una storia antica che in Italia conosciamo, tante volte riusciamo anche a recuperare questi capolavori che fanno parte di un patrimonio non solo italiano ma che noi custodiamo per tutta l'umanità, ma la sicurezza oggi è centrale. Il problema è che in Europa noi ci troviamo a combattere con una sinistra che quando noi dobbiamo trovare l'equilibrio tra la salvaguardia delle libertà individuali e la sicurezza, mette sempre la privacy e la questione delle libertà individuali prima di tutto e non si riesce mai ad arrivare ad un punto in cui la sicurezza del cittadino sia veramente la priorità. E come ha detto anche Carlo Nordio, la libertà che venga eventualmente per un periodo mitigata per garantire la sicurezza è l'unica strada che noi abbiamo perché la libertà possa dopo tornare appieno, un po' come quando ci ammaliamo, dobbiamo fare delle cose che non ci piacciono, magari subire un'operazione, magari prendere delle medicine che hanno effetti collaterali, però è solo così che noi poi recuperiamo la salute.